L'emozione più grande sicuramente è vedere i nostri ragazzi seduti sugli spalti e vedere il loro viso. Stamattina le ragazze della pallavolo sono entrate qualche minuto prima perché poi devono servire l'infresco fuori agli ospiti. Ho visto la loro faccia tra l'incredulo e il felice, per me è stata un'emozione meravigliosa. Questa struttura dica molto per tutti i ragazzi, ma anche per quelle persone, come abbiamo detto prima durante l'intervento degli ospiti. Questa è una struttura inclusiva come poche qui intorno, quindi l'auspicio è che chi avrà necessità, chi avrà bisogno potrà venire qui e utilizzare questa struttura, perché abbiamo appunto la possibilità di scendere in campo con l'ascensore. Poi abbiamo anche fatto in modo che questa struttura possa essere utilizzata anche per gli eventi. Ho già delle richieste per ospitare gli eventi a livello provinciale di associazioni importanti. Sono stati investiti circa 3 milioni di euro, poi abbiamo dovuto comprare a parte l'attrezzatura per 50.000 euro e poi c'è la riasfaltatura e sistemazione dell'area esterna.